Suoni di mezzanotte, più l'estate si fa calda, più gli artisti diventano caldi altrettanto, anche se la musica non è proprio il massimo, diciamo così, della caglienza latina, anzi al contrario sono suoni proprio corposi, potenti, sebbene forse per alcuni un po' freddi, visto che sono suoni spesso industriali, suoni assolutamente fuori dal normale, ma a noi piace così, altrimenti non faremo una trasmissione, scusate, chiamata Suoni di mezzanotte. E anche oggi, terza puntata di questo ciclo di trasmissione dedicata agli artisti elettronici, e in questo caso agli artisti elettronici della nostra cara Sardegna, abbiamo un altro pezzo da 90, un altro pezzo di storia, perché qua più si va avanti, oltre che se un ritorno, più si torna comunque sia a trovare i grandi classici, perché tra classici ci si attraversa. Un grande classico, quindi un grande pezzo di storia della musica elettronica, non solo sarda, italiana, europea, perché ti ricordo che questa nostra terra ha generato veramente dei grandi artisti che secondo me sono punti di riferimento, non solo secondo me. Basta con le presentazioni, basta che sia la Merecchi, è tornato con noi più strumentoso e potente che mai in termini proprio di potenza sonora, non sto scherzando. Corrado Altieri, bentornato Corrado, finalmente ci rincontriamo dopo quel di quanti anni fa, 6-7 anni fa forse ci siamo visti, sì, l'ultima intervista era 7 anni fa. Quindi Corrado, 7 anni fa, poi sono stati 2 anni particolarmente strani, brutali per certi versi, però a livello stilistico non sfigurerebbero in molti repertori di artisti che a noi affini da un certo punto di vista, perché proprio anni proprio cupi, dove abbiamo visto veramente il sorgere di qualcosa di veramente particolare, particolarmente brutale. Come certe volte sono composizioni brutali anche le immaginazioni di noi altri che cerchiamo di capire quale potrebbe essere il peggior scenario. Ce l'abbiamo il peggior scenario, è arrivato, è accaduto. Quindi noi siamo qua, testimoni di qualcosa che era prima dei nostri pensieri. Questa è la mia masturbazione mentale, ma non importa. Tanto per cominciare, come va? Come stai? Bene, grazie. Grazie mille per l'invito. Era da un po' Già, che non ci vedevamo e eh già, sentivamo. già. Forse sono passati anche 8 anni, 8 anni, forse hai ragione, 8 anni in se non cui. ricordo male. Sì, esatto, 8 anni in cui hai prodotto, continuando a produrre, ci eravamo lasciati comunque sia con un po' di progetti da te portati avanti, questi 8 anni ne hanno sicuramente generati altri. Tanto per incominciare, andiamo agli ultimi 2 anni. Come dicevamo all'inizio, durante il mio delirio mentale, è stato un anno sono stati anni in cui le cose sono cambiate in maniera significativa dal punto di vista della vita, della pratica, della quotidianità e, se vogliamo, al mio punto di vista, ma non solo mio, anche dal punto di vista della composizione artistica. Questi ultimi 2 anni per te come sono stati dal punto di vista, diciamo così, della percezione del mondo e in seconda analisi della ricaduta sulla tua arte di questa percezione del mondo? Domanda proprio generale. Ma non parlerei di ricaduta. Per me questi 2 anni sono stati, da un punto di vista di creatività, di letargo totale, nel senso che sono stati indubbiamente il periodo in cui sono riuscito a fare di meno in assoluto rispetto ad altri tempi. Non ho praticamente fatto niente. Come mai questa diciamo, cioè, paradossalmente, avendo molto tempo, stranamente anche per obtorto collo, comunque per forza di cose, molto tempo magari da poter passare anche in studio, qual è stato secondo te l'ostacolo maggiore alla creatività? O è una cosa solo tua o è una cosa che hai visto anche succedere in altri contesti artistici? No, per molta gente è stato sicuramente uno stimolo, per me assolutamente. Sono stati anni in cui ho sentito un sacco di musica, ho letto un sacco di cose, ho visto un sacco di cinema, ma non da un punto di vista proprio di creazione ho fatto veramente poco. Quindi per te è stato più che altro una sorta di sospensione, ecco. Assolutamente. Interessante. Però, vedi, un artista come te, di esperienza, con tante,
con tanta produzione alle spalle, tanta creazione, tanta esperienza non solo strumentale ma anche diciamo di produzione e di collaborazione, avrà sicuramente visto l'evolversi della musica in generale e di una certa musica in particolare. Ora ti potrei chiedere di dare due opinioni, una sulla musica di quest'ultimo periodo in generale e sulla musica specificamente intesa come quella che appartiene più alle persone come te che lavorano in questo ambito sperimentale. Se secondo te c'è stata un'evoluzione ulteriore, un'involuzione, un peggioramento, non dico della musica in generale, quanto della musica in questo ambito specifico, perché è interessante da te avere un parere, perché è vero che noi comunque sia spesso, parlo di noi altri che magari abbiamo un certo tipo di ascolti, andiamo fuori da quello che è eh, l'ascolto mainstream. Però spostandoci su contesti più sperimentali, però in effetti anche qua ci potrebbe essere stata un'evoluzione. Tu come l'hai percepita? L'hai vista? Hai visto evoluzione, involuzione, sospensione? Cosa dici? Ma premesso che secondo me al giorno d'oggi sperimentale vuol dire tutto e niente. Nel senso che molte cose si sono già sentite, fatte eh, per una questione di percorsi naturali. È palese che molta musica che è venuta fuori negli ultimi anni sia derivativa. Nell'ambito magari dove mi muovo io, che è decisamente, peraltro con alcuni progetti, è decisamente, dicevo, un ambito più estremo. Sono venute fuori delle cose nuove, secondo me molto interessanti, ma ci sono anche ho sentito anche della musica che è ferma in termini di tempo, quindi mi ricollego a quanto detto prima, è un qualcosa di già sentito. Addirittura, quindi c'è stato comunque sia una sorta di blocco, o magari semplicemente No, un... più che altro si ragiona molto sui revival che io non ho mai seguito. Parlo adesso di musica elettronica in generale, capito? Cioè non sono mai riuscito a capire questo revival legato agli anni 80 che funziona da un punto di vista commerciale alla grande, a me non mi ha mai preso. sai, siamo nostalgici noi altri vecchietti, sarà quello il problema. È Ma vero non so anche... se sia per quello, però preferisco prendere i dischi di 30 anni fa e ascoltarmi quelle cose Certo, piuttosto che, cioè, sentire imitazioni con suoni brutte un po' tra più l'altro, moderni, sì. in alcuni casi anche brutte, Sì, sì, appunto. infatti è quella la cosa. Beh, allora, questo potrebbe essere magari legato al semplice fatto che abbiamo spesso la tendenza a quella a ripescare roba vecchia perché magari le ultime generazioni semplicemente non le hanno ascoltate certe cose, quindi possiamo farli fessi e contenti mettendo un po' di musica vecchia con strumentazioni nuove in giro. I ragazzi, magari le generazioni che hanno vissuto quel periodo, possono nutrirsi di questa cosa e chi produce i dischi è felice perché non deve fare sforzi e riesce a mettere in giro materiale trito e ritrito, sarà anche quello, ma quello è un fenomeno commerciale, ecco. Può essere, non saprei come rispondere, nel No, senso che certo. sono processi che non riesco nemmeno a capire. Va bene, comunque. Cambiando argomento, prima del periodo di sospensione, però comunque nel fuori onda stiamo guardando un po' di materiale. Comunque, al di là di questo periodo di blocco, hai prodotto comunque parecchio, hai continuato a produrre, poi quando una volta il blocco, diciamo così, il periodo di blocco è andato attenuando, si è ripreso a produrre e poi ripreso a metterti in maniera importante dal punto di vista dei progetti, Sì. della produzione. Ora, attualmente, Corrado, dove sei, dove hai contaminato, dove sei arrivato con le tue diramazioni progettuali? In questo momento quanti progetti ci sono attivi di Corrado Ateri? Principalmente il mio progetto solo ormai da molti anni che è Uncodified. In più ci sono delle cose in corso che verranno fuori nei mesi a venire. Attualmente sto lavorando a 2 dischi nuovi di Uncodified. Le cose che mi ricordo bene pre-Covid sono state
una partecipazione a un festival in Germania, a Dresda, il Tower Transmission, che mi ricordo appunto molto bene. Quello è stato sicuramente l'ultimo concerto fatto prima della pandemia. E poi un disco su cui stavo lavorando già da prima, che però è uscito nel 2021. Ok, quindi fondamentalmente Uncodified è la colonna portante di questa tua esperienza progettuale. Al momento sì, Ok. si sta parlando di riprendere adesso anche con Simon Belestrazzi Ah, il Candor Casma. Come Candor avevamo pubblicato diversi dischi e anche suonato più volte fuori, anche per festival come il LEM di Barcellona. Proprio l'altro giorno stavamo parlando di poter cominciare a lavorare a un disco nuovo. hai visto? Quindi ci sono di nuovo, stanno sorgendo un'altra volta queste esperienze. C'è il discorso con Monosonic ancora Ah, aperto, ecco. nel senso che dopo anni e anni abbiamo deciso di metterci a lavorare su un disco nuovo. Credo che Giorgio ci stia lavorando proprio in questo periodo. E poi quello che verrà. Ok, quindi stiamo ricominciando con la condivisione con l'esperienza, è una buona cosa, meno male, insomma, anche perché questo potrebbe dare idea comunque a tutta una serie di eventi anche live che potrebbero essere molto soddisfatti. Poi faremo anche un discorso sul live e su quanto sia andato scemando in quest'ultimo periodo e quanto forse anche poco l'interesse per la musica dal vivo magari stia eh, aumentando, magari sta anche diminuendo, ma comunque adesso ne parliamo nella seconda parte della nostra chiacchierata. Intanto inizio a introdurre il fatto che il nostro, come gli altri artisti di Suoni a Mezzanotte, ci ha preparato un paio di stacchetti live con materiale inedito, tra l'altro, perché si tratta di materiale che non è ancora stato pubblicato e che diventerà appunto patrimonio di future release di Corrado. Per cui adesso abbiamo due pezzi oggi in programma e il primo, vabbè, prima chiediamo all'artista di presentarlo, poi magari diamo l'ascolto. Ci puoi dire qualcosa su questa traccia? Storie, a livello di storia, composizione, quando è nata, boh, qualcosa così È generale. nata durante questi ultimi mesi e farà parte di uno dei due dischi nuovi di Anco di Fai. Perfetto, quindi abbiamo degli inediti fondamentalmente, un'esclusiva che è figata. Bene, allora adesso diamo il tempo all'artista di organizzarsi, prepariamo il microfono e poi diamo appunto ascoltiamo il primo pezzo di questa nostra puntata di Suoni di Mezzanotte. Eccoci pronti per la prima esibizione live con l'aiuto della strumentazione che oggi Corrado Altieri ci ha messo a disposizione per questi due stacchi, questi due esempi. E come detto prima, si tratta di materiale inedito, quindi è un'esclusiva che potete ascoltare oggi in questa puntata di Suoni di Mezzanotte non conforme con Corrado Altieri. Prego e buon ascolto.
Bello, 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 bello. Un soundscape d'atmosfera con una ritmica insistente, corposo. Bello, 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 bello. Come molti pezzi di artisti come te che comunque lavorano con questa impostazione stilistica, spesso sono delle immagini che ci possono immagini che si formano nella mente che si legano moltissimo a questi suoni, quindi magari ovviamente questo tipo di composizione potrebbe essere suscettibile anche di un'installazione video, di un accompagnamento video, cosa ne pensi? Un'immagine, immagini, hai già pensato a qualcosa di video da mettere con questo pezzo? Ci sarà comunque l'idea di metterci delle immagini in No, mezzo? sinceramente no, non sono anni Ah, che non suono utilizzando video alle spalle. come Ho mai? giusto avuto delle esperienze con alcune sonorizzazioni fatte in passato anche qui a Cagliari, Ah, eh, e anche con Simon, con Candor abbiamo fatto due sonorizzazioni per un festival in Puglia a Massafra ah, che si chiama Quology. Ho fatto due concerti su film un po' di anni fa. Con Uncodified credo di non aver mai usato video. Giusto in un'occasione, un concerto fatto insieme a Svart, dove lui si occupava della parte video, appunto, e io suonavo. ok. Però preferisco avere un'attenzione esclusivamente sul suono. Cioè non mi piace l'idea di mettere dei cut-up di film o dei video a caso proiettati appunto alle mie spalle mentre faccio musica. Diciamo che tu preferisci che la gente ascolti più che guardare e cerchi se possibile di decifrare il suono, insomma, anche è un impegno, anche un lavoro mentale della persona che ascolta che sarebbe gradito, perché avvicinerebbe un po' più l'artista all'ascoltatore, cosa ne pensi? Sì, a meno che non ci siano discorsi proprio di video studiati appositamente per un live e in qualche modo legati al discorso suono. Però i video messi così per riempire a me non interessano. Certamente, certamente, certamente. Tecnologia, facciamo due chiacchiere sulla tecnologia, visto che tanto comunque tutti quanti, cioè tutti gli artisti come te si nutrono moltissimo di tecnologia, gustano e apprezzano moltissimo ritrovati tecnologici che piano piano escono, che magari trovano qualcosa di interessante. Sono stati fatti dei passi avanti secondo te dal punto di vista dell'espressione sonora, dal punto di vista tecnologico, o i grandi classici o strumenti che magari sono, come si può dire, usciti tempo fa sono ancora buoni cavalli di battaglia? Secondo te la tecnologia si sta semplificando, sta rendendo tutto quanto troppo fruibile, banalizza, abbassa il livello creativo? Cosa ne dici? Cosa ne Secondo pensi? me escono un sacco di cose belle, ma io non sono assolutamente uno legato esclusivamente a un discorso di novità, nel senso che continuo spesso a usare macchine che usavo anche 20 anni fa. Non sono un maniaco proprio dell'evoluzione alla ricerca proprio dell'ultima macchina uscita, non mi interessa. Quello che è cambiato, come dicevi tu, è legato a un discorso di prezzi. Cioè, quando ho cominciato a fare delle cose io di elettronica, un campionatore costava più di 2 milioni Già, e oggi trovi un campionatore portatile a 300 euro. beh, da un E certo questa punto è sì. stata una bella rivoluzione, secondo Sì, me, sì, nel senso che ha dato la possibilità anche a un sacco di giovani di avventurarsi in vero. mondi del genere. Democrazia, questa maggiore accessibilità, secondo te è un vantaggio o rischia di dare in mano la possibilità di fare musica a cani e porci? È una domanda neutra perché io sono personalmente convinto che l'accessibilità crei più creatività e quindi anche più possibilità di vedere buone idee. C'è chi non è d'accordo con me, però magari tu cosa ne pensi? Secondo me, come dici tu, è proprio il discorso che facevamo prima anche legato al suono sperimentale che da un certo punto di vista, anzi da molti punti di vista, ha dato la possibilità di fare musica a cani e porci, nel senso che è un po' una barriera della serie.
non so suonare, mi compro quattro pedali, un synth e divento sperimentale. Questo E quindi lì credo che abbia ragione tu. vabbè, quello per la sperimentazione, vedi, il problema della sperimentazione è che ovviamente questa è l'esperienza che ho maturato sia ascoltando che facendo che analizzando. La sperimentazione è uno studio fondamentalmente su ciò che di concettuale possiamo legare al suono. Quindi bisogna studiare, non soltanto fare smanettare su manopoline, fare multitraccia, studiare. Sì, ma c'è stata anche un po' la moda del noise, Sì, insomma, di questi suoni estremi che hanno preso e coinvolto un bel po' di gente, però onestamente ci sono anche un sacco di boiate. evidentemente sì. Boiate, aspetta, dal punto di vista tra virgolette sperimentali o magari c'è gente che si è presa la briga? Ti faccio l'esempio, la dubstep che è imperversato Quella, per anni. scusami, no, quella secondo me è una cosa seria. Ah sì? Sì, sì, Ah, assolutamente. appunto, volevo introdurre anche l'argomento perché per esempio sono, come si può dire, generi musicali che Mhm. sembrano, a me sembrano, come si può dire, sputtanati, proprio, come si può dire, spataffiati, eccessivi No, no, di assolutamente. proposito. Io tra l'altro ne seguo una marea di cose legate a a quei mondi. Mi viene in testa un'etichetta come la Hyperdub, cioè ci Mm. sono un sacco di nomi che lavorano per quella label che a me piacciono, a prescindere dai più conosciuti come Burial o Code9, però sono cose che seguo. Cioè, parlavo proprio di sperimentale, di noise, si sentono anche un sacco di cose che secondo me sono assolutamente improvvisate. Certo. Mi fa ridere quello che oggi, cioè che fino all'altro giorno ascoltava rock italiano che oggi dice di essere cresciuto a pane e Throbbing Crystal. Ecco, un artista in specifico? Stai citando un artista No, no, specifico? assolutamente, non mi permetterei mai. Ah, perché sai com'è? In effetti è vero, ci sono molti che magari dopo aver lasciato determinati generi poi si buttano. No, sai che ci sono però questi cambi Sì, di rotta voglia, voglia, della voglia. serie. Facevo fino all'altro giorno rock cantato in italiano, adesso però sono diventato sperimentale. Vabbè. Vabbè, quelli sono tentativi, giravolte, mettiamole così. Li abbiamo visti anche in passato, continueremo a vedere, non è che sia una cosa strana. La discriminante è che ovviamente adesso tecnologicamente parlando possono fare le loro giravolte magari più semplicemente perché hanno più accesso, per esempio. Però questo non cambia magari il fatto che l'artista di per sé sia un pochettino scarso, ecco, dal punto di vista delle idee, ecco, mettiamola così. Però in effetti mi ha fatto venire in mente un'altra domanda. Ecco, parliamo proprio del discorso, vabbè, ho citato la dubstep, però vedi, certi suoni molto forti, molto distorti, patrimonio secondo me proprio della sperimentazione, tipo il lavoro che fai tu, possono essere presi e trasferiti in un contesto ritmico quasi danzereccio. È un ponte che sto creato in certi casi tra quel tipo di espressione e quest'altra più diciamo così mainstream. Quindi non tutto è rimasto nella sperimentazione. Qualcosa è arrivato anche in questi ultimi anni a livello della musica di diffusione pubblica. Ma sicuramente ci sono processi di contaminazione. Per quel che mi riguarda, in molte delle cose che ho fatto, io sono molto meno elettronico di molti musicisti che fanno elettronica. Nel senso che Uncodified si rifà molto di più in termini di dinamiche a generi estremi come il black metal o l'hardcore o il punk hardcore di un certo tipo che non alla musica elettronica. Certo, come dici, come esecuzione, come idea di Come fondo, come strutture, struttura. come impatto, come grana di suono. Ok, quindi diciamo che un lavoro come tipo Uncodified non si figurerebbe in un festival punk, mettiamola così. Potrebbe addirittura, da un certo punto di vista Hardcore, stilistico, anche black metal o grindcore, sì, sì. assolutamente. Sì, infatti sono due estremi che si toccano, per esempio come il discorso dei famosi per chi ascolta il genere, i famosi MZ412, che tu conosci sicuramente, che chi non li conosce se è una band norvegese
che è stata la patria del black metal propriamente inteso, che però praticava della musica sperimentale industriale violentissima, che non ha niente a che vedere col metal, o meglio, alla lontana sembrava black metal, ma in realtà era semplicemente musica industriale, elettronica, quindi due estremi che si toccano, e questa cosa magari prosegue. Però Come molta gente sì, in ambito noise oggi viene dal metal, sì, è vero, assolutamente. è vero. Cioè, mi viene in testa uno come Prurient, viene da quei mondi. Artista, per chi non lo conoscesse, questo artista da dove proviene, cioè che tipo di storia ha? È un noiser americano che ormai pubblica già da parecchio, giovane, che fa un sacco di cose interessanti. Quindi c'è stata questa evoluzione alla fine dei conti. Quello che ci manca è il discorso delle atmosfere, è il discorso del concetto. Tu lavori sempre comunque sia con un'idea in testa, con un concetto, anche con come si può dire, un panorama mentale, con quando lavori, componi, pubblichi, c'è sempre un panorama anche culturale da un certo punto di vista, anzi sicuramente culturale, perché comunque sì, i tuoi suoni sono anche idee, sono sentimenti, emozioni, sono visioni del mondo, visioni del mondo. Ehm, Questi ultimi 2 anni ti hanno regalato una visione che potrebbe essere poi suscettibile di un lavoro, di una composizione, di un'interpretazione sonora? No, ti ripeto, non ho avuto Neanche ispirazioni, uno, cioè, non ho avuto sì, ispirazioni particolari durante il periodo dell'isolamento e della pandemia. Ti ripeto, è stato proprio il periodo in cui io ho fatto veramente poco. Avevo un paio di lavori, tornando al sì, sì, sì. discorso, un lavoro di Uncodified e poi un lavoro che è uscito recentemente per Standa Silentes che ho fatto con Paolo Bandera dei Sigillum S, ma è un disco su cui abbiamo lavorato, su cui stavamo lavorando da parecchi Ho anni. capito. Però il Covid a me non ha stimolato Ah, per niente. quindi è stato semplicemente un blackout, niente di più, niente di meno, No, ho un'inibizione. sentito molte cose interessanti fatte da altri. Ho capito. Sentito, letto e visto, diciamo così, molto, molto belle e interessanti fatte da altri. Ho capito, ho capito. Quindi fondamentalmente il tuo percorso è legato ultimamente a una situazione che non ha niente a che vedere con le ultime Poi non discuto che 16. sia stata una cosa, una scintilla che abbia creato in molti stimoli creativi importanti in termini proprio di disagio, cioè che ti porta a scrivere, a pensare a suoni e non solo di un Certo, certo tipo. certo. Non è il tuo caso, insomma. No, poi magari capiterà più avanti e ci sono le cose che capitano anche la scoppio Quello è vero, ritardato. no, quello è vero, quello è vero. Magari ti può sorgere un pensiero, un'idea, o magari semplicemente una scoperta che dà un'idea che poi può portare a una composizione, quindi a un'ulteriore evoluzione, mettiamola Certo. così, come giustamente hai detto tu prima. Ma comunque andiamo a prepararci al secondo stacco della nostra chiacchierata di oggi. Ci vuoi dire qualcosa di preliminare su quest'altro stacco? Da dove arriva? Un'altra unrelease, un'altra esclusiva? Da dove arriva quest'altro frammento che ci farei sentire? È un brano sempre da uno dei due dischi nuovi. Ho pensato di portare il disco, tra virgolette, più tranquillo da quelli in uscita, per evitare problemi di censura, credo. Censura in termini di idee o censura Censura in... tua, Ah, dico. no, vabbè, il problema principale è per garantire la sicurezza degli ascoltatori, Certo, per certo. evitare incidenti, magari gente che sviene, che si sanguinano o cose di questo tipo che sono armi improprie Problemi a alle volte. orecchie. Sì, vabbè, È sempre un pezzo da uno dei due album che usciranno Ok, sicuramente entro l'anno. ho capito, ho capito. Benissimo, allora, ci predisponiamo all'ascolto, ci prepariamo per quest'altra manifestazione sonora. Intanto diamo il tempo all'artista di organizzarsi.
Eccoci pronti per il secondo frammento che oggi Corrado Altieri ci offre in questa bellissima chiacchierata, anche oggi un altro pezzo di storia, un grande classico, Suoni di mezzanotte, oggi vi offre quest'altro frammento, un'esclusiva sempre per noi di Rete Ascolto Live. Prego artista, buon ascolto. Buon ascolto.
Possiamo tornare in studio, ecco qui. Allora, una cosa c'è, allora, c'è una cosa da farti su questa, una domanda voglio farti su questo pezzo. Hai preso c'è un rumore di ferro, di oggetti metallici che sbattono, che vengono molto chiaro, si capisce anche se sono stati effettati con un ottimo riverbero. Hai per caso preso una pentola e l'hai buttata su giù per le scale o è un altro tipo di ambiente di ferraglia varia ed eventuali? No, sono ferraglie, ma non è lavoro mio. Ah, è roba che hai... Sono lavori di un amico, Ah, un altro musicista si chiama Naxal Protocol, mm, è un amico di Trieste, Piero Stanig, ho capito, ti ha mandato un che po', ha sì. collaborato, Figo. sì, Vabbè, ti ha mandato suoni insomma di ambiente opportunamente di editati. ferraglie varie, sì. Vedi, vedi, una delle cose belle di questa, della sperimentazione, del lavoro su questo genere musicale è che veramente puoi partire dalle cose semplici, anche quotidiane, per arrivare a una progettualità artistica. Una delle grandi cose di questa è il patrimonio storico della musica concreta, per carità, infatti ho detto bisogna studiare per capire, non lo dicevo a caso, perché ovviamente è un discorso storico musicale che ha il suo bel perché. Però vedi, è una grande potenza. Secondo te tuttora c'è questa voglia di sperimentare che partendo dal minimo, dal basso, anche per fare questo genere di ricerche, proprio delle cose semplici? O vedi che la tendenza magari delle ultime generazioni è arrivare per forza alla tecnologia? Non partono da una pentola, ecco, mettiamola così, per essere Ma non banali. ne sono convinto. No? Ci sono Ok. anche dei progetti che seguo che utilizzano veramente una strumentazione molto molto minimale. Tipo due Non cose croci. necessariamente tutti sono strapieni di attrezzature, di macchine, di software. Secondo me questa tendenza che si rifà poi a cose molto vecchie, come dicevi, continua a esistere. Meglio così, quindi non è morta da questo punto di vista ed è anche un modo per dare le possibilità alle persone, al di là della tecnologia, di fruire e di sperimentare anche in maniera semplice cos'è la musica sperimentale, senza derivare per forza alla tecnologia. Assolutamente. Parti da una pentola, da un microfono e poi magari arrivi al famoso campionatore da 300 euro di cui parlavi prima, ecco, quindi magari, anzi forse è anche più divertente fare così, chissà, magari anche più stimolante, anche una forma pedagogica di educazione al suono dal mio punto di vista, non so cosa ne pensi, perché magari potrebbe, che in effetti non è mai stato tentato un esperimento didattico vero e proprio su questo genere musicale per aiutare le persone a capire, Ma a non creare. saprei, io so solo che conosco della musica, dei dischi fatti veramente con due cose che continuano a essere dei capolavori. Bene, meglio, bene, quindi è assolutamente, assolutamente così. Facciamo un discorso sulla diciamo, musica live, abitudini locali. Questi ultimi 2 anni abbiamo capito che hanno piallato più o meno quello che è un po' la vita anche dal punto di vista dei club, della musica dal vivo. Stiamo rivendo qualcosa adesso che piano piano stiamo uscendo da questo periodo. Come la vedi, Corrado? Secondo te a livello locale prima e poi va internazionale sarà tutta un'altra cosa, ma a livello diciamo così di accessibilità anche dal punto di vista degli spazi, come siamo messi in questo momento a livello locale? A livello locale continuano a esserci gli spazi che tutti conosciamo, che in ogni caso mandano avanti una programmazione, secondo me, seria, con nomi sia nazionali che internazionali. Non faccio tantissime cose dal vivo, quindi non credo di essere una voce esperta in materia. Sono anni che suono veramente poco. L'ultimo evento a cui ho partecipato è stato comunque fatto in realtà sono due, uno fatto alla Cueva a Cagliari per il tributo ai Joy Division, quindi Unmodified. esatto, esatto, e poi l'altro a giugno in Austria a Linz. Ho partecipato a un festival con nomi molto interessanti dell'ambito come le Sutcliffe Jugend e altri. Però ti dicevo, non suono tantissimo. Ho fatto parecchie cose però più in passato che non ora. Sono anche
degli ambiti particolari, nel senso Molto, che non è molto. esattamente il tipo di suono adatto secondo me per molte situazioni, nel senso che hai sempre bisogno di impianti di un certo tipo, quindi di volume di un certo tipo, non, non ci sono tantissime possibilità. Locali attrezzati ce ne sono comunque, Chiaro. qui non si discute. Ho capito, quindi diciamo che la possibilità c'è, ecco, basta semplicemente proporre e magari qualche possibilità, magari tu non sei, non ti ritieni il miglior interprete di questo tipo di... No, nel senso che Sì, magari sì, sono domande che dovresti fare più a musicisti o persone che suonano più chiaro, frequentemente dal vivo qui a Cagliari ho e capito. fuori. Vabbè, sì, ho capito, vabbè, il tuo discorso è più di ricerca, più di studio, ecco, quindi magari là per te, no? Ma di studio non saprei, so solo che di cose all'estero ne ho fatto diverse. Sicuramente certi ambiti sono visti meglio, anche se poi stiamo sempre parlando di nicchie, capito? Chiaro, Nel chiarissimo. senso che non stiamo parlando di rock and roll. No, beh, certamente no, infatti. E questo infatti è uno degli elementi. Io, vedi, nella mia ingenuità pensavo che il futuro avrebbe portato magari una maggiore consapevolezza, anche una maggiore, come si può dire, un maggiore apprezzamento nei confronti di certe forme di sperimentazione. Magari più va avanti la tecnologia, più va avanti anche la circolazione delle informazioni, più certe cose sono anche diffuse. Mi sono sbagliato e mi sono reso conto che era una No, ma palese... magari l'interesse c'è, però di cose legate al suono di cui parli, onestamente se ne sono viste più in passato. Mhm. Io mi ricordo anche il vecchio Signal che diamine, ha portato dei nomi grossi in diversi anni. Vero, è vero, c'è stato un fiorire anche di certi eventi artistici anche a livello locale. Cioè, eventi del genere non è che li abbia più visti. Questo è vero, ma Poi, non per certo tipo di sperimentazioni artistiche, ecco. Per certe altre magari c'è stato un implemento, per sì, poi altre no. per altri è chiaro, ci sono un sacco di cose. Non è assolutamente, cioè, può esserci anche in questo. Bene, allora, tirando le somme, quindi tu progettualmente hai queste due cose in corso, quindi vedremo dei dischi nel corso di questa seconda parte del 2022, uscirà qualcosa, lo vedremo a breve in questi mesi, fine anno. Ma io spero di riuscire a farli uscire entro la fine dell'anno. Adesso è Bene, appena uscito il disco con Paolo Bandera, di cui ti parlavo. sì, 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 sì. Poi ho preso un po' di contatti l'ultima volta che sono stato in Austria, per cui uno dei due dovrebbe uscire per un'etichetta israeliana e l'altro credo di farlo pubblicare invece da una label italiana. C'è sempre spazio, ma c'è sempre un percorso di interesse, questa è una bella cosa, ecco. E da domanda, siccome l'altra volta con Simon parlavamo dell'operazione nostalgia, perché molto spesso magari si vuole cercare di recuperare spesso vecchie idee, vecchi progetti, vecchie persone. Un giorno rivedremo TH26. Me lo chiedono in tanti Lo vedi, comunque. lo vedi. Lo sapevo, perché vedi, dopo un po' gli artisti storici come te, magari a volte possono avere il desiderio, la voglia di recuperare quei gloriosi progetti del passato che magari hanno dato il via a una carriera, e magari operazione nostalgia, ritrovi i vecchi compagni d'arme. Io, guarda, non sono mai stato un sostenitore della nostalgia in ambito musicale, nel senso che anche un periodo mi avevano chiesto di rimettere in piedi dei progetti anche degli anni 80, ma delle Figurati. cose. Con TH in effetti si sta parlando di cose diverse perché è stato anche l'inizio, secondo me, di una fase che mi ha portato poi a fare quello che faccio oggi. Ne abbiamo parlato anche da poco con Arnaldo, ho detto ma sì, si fa qualcosa insieme per i 30 anni, magari si fa.
Hai visto, quindi abbiamo pescato bene, chissà, magari becchiamo il disco di la riunione TH26, evento tra l'altro, perché trattasi anche di band storica, quindi sarebbe anche un evento storico, magari becchiamo il TH26, poi TAC con Simon e facciamo l'operazione del tour dell'operazione nostalgia, tutte le band storiche della scena elettronica italiana degli anni 80 che si riformano così e Ma diventa... la nostalgia sicuramente paga di più, guarda. Sì, è una cosa abbiamo approfondito anche con Simon Balestrazzi nella nostra chiacchierata, quindi in effetti spesso l'operazione nostalgia paga dal punto di vista del consenso e a volte Esatto, anche della cassa, esatto. dipende anche da quanto se si vuole o no fare questo genere di operazioni, ma non penso che sia il tuo caso, almeno lo faresti per una questione di passione, di voglia di rivedere le vecchie cose e magari anche di aggiornarle, magari rispolverarle, Certo. chi lo sa, è una fucina di idee, mettiamola così. Bene. Bella chiacchierata anche oggi, interessante, soprattutto molto bella. Insomma, a volte insomma, rivedere queste cose anche a livello storico è molto bello e stimolante. Io spero di rivederti a live quanto prima perché è un'esperienza, un'interessante esperienza ascoltare sempre i tuoi lavori e le tue diciamo, esplorazioni sonore. Quindi Grazie. quando non riesco, l'ultima volta c'è stato un piccolo incidente dove ho confessato anche agli ascoltatori che ho rischiato di una seria vibrazione delle ossa del cranio perché hai azzeccato la nota giusta chiamata in risonanza alle ossa del cranio del sottoscritto. Sono dovuto uscire per evitare una commozione cerebrale. Mi dispiace. No, non fa niente, non era voluto ovviamente, però è interessante. Infatti stavo pensando che potessi utilizzare queste cose anche come forme di difesa domestica. Invece di entrare invece di comprarti una pistola, piazzi su un po' di queste, il rapinatore scappa se non sviene, quindi va bene. Scherzo, ovviamente, sono battute, per fare un po' di umorismo, ci mancherebbe altro. Comunque, bellissima intervista anche oggi, chiacchierata interessantissimo, ritorno graditissimo di un artista storico, appunto Corrado Altieri, che continua a produrre, a creare, a esplorare e a portarci la sua personale interpretazione del suono e delle idee legate ad esso. Quindi ho una ricerca che continua e siamo ben contenti di questo e comunque sia continuerà anche attraverso i tuoi spazi, hai gli spazi Bandcamp, social, hai qualche pagina dove carichi materiale magari a beneficio di chi vuole scoprire il tuo Ma lavoro. sì, si trovano diverse cose, non c'è tantissimo, Mm, non ho un Bandcamp, ok, ci sono i dischi dischi. comunque. Ah, ok, quindi si possono trovare e scaricare su internet o ascoltare Ci così. sono diverse cose, sì. Perfetto, quindi chi vuole può ascoltare il tuo lavoro incarnato nei vari progetti, quindi Uncodified, In Codified ci Monosonic. sono 2 dischi su Bandcamp Ah, di perfetto, un'etichetta inglese per cui avevo pubblicato. perfetto, perfetto, quindi anche Monosonic da qualche parte c'è qualcosa Ci di... deve essere, Sì, sì, non... sì, quindi ce n'è abbastanza, quindi ascoltate e fatevi comunque un'idea, esplorate il lavoro storico di Corrado Altieri, che è stato di nuovo vostro ospite, graditissimo oggi a Non Conforme Suoni di Mezzanotte. Tornate a trovarci, guarda, ad Ascolto Live, ascoltateci, seguiteci. Non solo questa, ma altre rubriche, sempre sulla nostra piattaforma di Spreaker, sul nostro canale di YouTube, state crescendo, ci fa un grande piacere e la pagina di Facebook ha sempre i collegamenti in aggiornamento. Stiamo lavorando a altri progetti molto interessanti che vedranno a breve la luce, seguiteci senz'altro. Grazie ancora a questa non conforme Suoni di Mezzanotte con Corrado Altieri. Alla prossima puntata.